L'ordinanza anti-contagio in linea con i decreti ministeriali, nessuna fuga in avanti del Veneto, qui non si firmano ordinanze alla Carlona, attacca Zaia che prevede solo per metà maggio un calo dei decessi. Sulla vendita di cibo per asporto la Regione dirama una circolare esplicativa, prenotazione obbligatoria, una sola persona va a ritirarlo, poi si consuma a casa, è vietato spostarsi in altro comune. Celebrazione di San Marco e della Liberazione, un 25 aprile senza la festa e il calore della gente. Zaia ricorda la staffetta partigiana Tina Anselmi, primo ministro donna a cui si deve il Servizio Sanitario Nazionale. Un gruppetto di venetisti bloccato e multato in piazza San Marco, alcuni di loro provenivano da un comune diverso da quello lagunare e avevano scritto nella autocertificazione: festeggiare il santo patrono è una necessità. La messa in diretta dalla Basilica di San Marco nel giorno del santo patrono San Marco, dalla Patriarca Moraglia un monito a politica e finanza per il dopo coronavirus. A Venezia anche il blitz di Forza Nuova, a 2 passi dalla Basilica, appesi dei manichini con guanti e mascherine per protestare contro quelli che definiscono dittatura sanitaria. Cimiteri e sindaci disposti a recepire le loro indicazioni regionali, ma non tutti sono riusciti a riaprirli oggi. Delusione davanti ai cancelli chiusi, via vai in quelli accessibili. La guarigione dal Covid-19 dopo più di un mese di ricovero, oggi il grazie a medici e infermieri trevigiani che lo hanno curato con una lettera ad Antenna 3 scritta dalle figlie. Spettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati dunque il telegiornale del Veneto. Ripartiamo con il filo della narrazione di oggi dopo il Vangelo del sabato e dopo la nostra edizione straordinaria come sempre dalla mattina e poi nella seconda parte nel pomeriggio. Ripartiamo come sempre dai dati del bollettino regionale dell'epidemia coronavirus che parlano di 17.391 casi totali dall'inizio dell'emergenza, più 162 casi positivi, oltre 300.000 tamponi effettuati, ma sono 9.432 i casi attualmente positivi, con il dato positivo in questo caso positivo del numero dei ricoverati che continua a scendere, meno 54 le persone ricoverate in area non critica in ospedale, meno 1 in terapia intensiva. Resta invece il dato drammatico dei decessi, più 27 nelle ultime 24 ore, soltanto nell'ospedale di Villafranca, quindi nella provincia di Verona, 6 i decessi, seguita da 5 decessi nell'ospedale di Vicenza. Numero di positivi sempre costante, ma anche dovuto ovviamente al numero di tamponi davvero da record in Veneto. E allora anche a riferimento a questo è tornato a parlare oggi sull'ordinanza il governatore Zaia nella sua conferenza stampa di oggi. Il Presidente del Veneto è tornato a parlare, lo vedremo fra poco, è tornato a parlare dell'ordinanza di ieri. Perché non solo ha parlato delle precisazioni sull'asporto, ad esempio sulla vendita per asporto, ma anche sulle accuse di fuga in avanti. Ha presentato una vera e propria cronologia delle ordinanze, delle misure restrittive, sempre in linea diciamo con il DPCM del governo. Lo vedremo fra pochissimo perché nel frattempo parliamo della giornata di oggi, questo 25 aprile, che ha visto la festa di San Marco e la festa della Liberazione, evidentemente con una modalità particolare, una modalità diversa dagli altri anni, era inevitabile. Una tradizione, e partiamo da San Marco, la tradizione che riguarda ovviamente Venezia, che riguarda i Veneti. Ne ha parlato lo stesso governatore Zaia sempre nel punto stampa, vediamo. San Marco per noi significa una bandiera che ha 1100 anni di storia. Pensate, è l'unica bandiera che riporta la parola pace al suo interno nel mondo. Una bandiera è un simbolo che ha raccolto non solo tutte le genti venete, ma di gran parte delle coste dell'Adriatico e soprattutto nel Mediterraneo. Se andate ancora oggi alla Biblioteca Nazionale di Atene, trovate i trattati tra gli ateniensi e i russi, scritti in che lingua? La diplomazia mediterranea in Veneto. Così ha ricordato oggi il Presidente Zaia la festa di San Marco, patrono di Venezia e del Veneto.
Il leone alato è anche il legame che dal 1339 ha legato la Marca trevigiana alla Repubblica Serenissima, perché non c'è bastione, varco o palazzo storico che non abbia incastonato il leone con il Vangelo aperto. Ma c'è una storia che lega ancor più Treviso a Venezia rispetto alle altre città, ed è quella dei Cavalieri di San Marco, personalità che si sono contraddistinte per aver difeso in ogni ambito la Serenissima attraverso il simbolo del leone alato. Nato come riconoscimento del Maggior Consiglio o del Doge per i condottieri valorosi in guerra, emblematico il conferimento per la battaglia di Lepanto, nel tempo divenne anche segno di quanti si impegnarono in tutti gli ambiti a difesa del popolo veneto. Particolare la croce del cavalierato insignito dal Doge a Benedetto Querini per aver salvato numerose vite durante il flagello della peste e della carestia nell'isola di Candia, oggi Creta, tra il 1590 e il 1592. Ecco perché il cavalierato è diventato quello che chiameremo oggi di protezione civile, riprendendo quella pax presente nel suo simbolo. E perché nel 1769 il Doge conferì in perpetuo il titolo di Cavalieri di San Marco ai canonici della cattedrale di Treviso. Sacerdoti che dagli albori della cristianità, tra Sile e Piave, curano il cuore della diocesi trevigiana, gli stessi che in questi giorni di solitudine forzata concelebrano con il vescovo Tomasi. Ma c'è anche la tradizione del boccolo che unisce la Marca a Venezia, perché anche qui e nei giorni del contagio e della clausura c'è chi comunque ha offerto un bocciolo di rosa alla donna amata. Non si trovano fiori, non si trovano. Mio marito li ha trovati. È un bel segnale d'amore, no? Certo. Io l'ho sempre comperato a mia moglie, qualsiasi cosa possa succedere il boccolo ci deve essere. Dicevamo una festa di San Marco in tono minore a causa dell'allarme sanitario, ma la ricorrenza non ha perso il significato profondo che riveste da secoli. Siamo orgogliosi di quello che non è, attenzione, il passato, ma che è attraverso il passato la continuità. Noi siamo un qualcosa di particolare, non dobbiamo perdere questo riferimento a quello non che eravamo, a quello che ancora potenzialmente siamo e che dobbiamo mantenere vivo per poter continuare. Ricordare il passato con lo sguardo rivolto al futuro. L'epidemia di coronavirus ha inevitabilmente reso questa festa di San Marco diversa dalle altre, ma nella sua lunga storia Venezia ha saputo affrontare e superare tante difficoltà. Proprio il gonfalone esposto alle finestre delle case simboleggia allora la volontà di una città pronta a ripartire. È stato sempre il simbolo al quale ci siamo riferiti e per il quale e attraverso il quale, con l'aiuto del quale, noi abbiamo creato quella grande storia che ci inorgoglisce, va bene, che è una storia sicuramente fatta di passato, ma che ha costruito quello che è comunque un futuro non soltanto per noi veneziani e veneti, ma esempio per tutto il mondo. Costretti a casa dalle norme anticontagio, i veneziani possono comunque rinnovare le tantissime tradizioni che si legano a questa ricorrenza. Ci sono varie si snoda la festa, per esempio anche a livello culinario, cioè che cosa mangiava per esempio il Doge, o quantomeno che cosa mangiano i veneziani e i veneti il giorno del 25 aprile. C'è un piatto che ci invidia tutto il mondo, orgogliosamente nostro, risi e bisi. Il Doge il 25 aprile, va bene, non soltanto lo mangiava, ma lo offriva anche ai veneziani attraverso il Palazzo Ducale, va bene, ma anche creando dei banchetti pubblici. E un gruppo di venetisti oggi è stato bloccato, multato e segnalato dalle forze dell'ordine in piazza San Marco nel giorno appunto del Santo Patrono. Alcuni provenivano da un comune diverso da quello lagunare e avevano scritto nell'autocertificazione di essersi recati in piazza per ragioni di necessità, così era scritto nell'autocertificazione, cioè festeggiare il santo patrono del popolo veneto. Oltre alla bandiera con il leone alato, il gruppetto a quanto pare esibiva mascherine con l'effigie di San Marco confezionate per l'occasione. Sono stati multati dalle forze dell'ordine. Tutto questo mentre nella Basilica di San Marco il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, celebrava la ricorrenza, la messa proprio nel giorno del Santo Patrono, lanciando anche un monito alla politica. Covid-19 ha fatto saltare in pochi giorni tutte le nostre sicurezze, un modello di convivenza sociale che consideravamo evoluto, sicuro e affidabile, in grado di garantirci totalmente. Una preghiera accorata per tutti i deceduti di coronavirus e i loro familiari e amici e un invito a camminare insieme e ricostruire un sistema.
In una basilica ancora deserta, Monsignor Francesco Moraglia celebra la messa e impartisce l'indulgenza plenaria per la festa di San Marco a tutti i fedeli che partecipano alla celebrazione in diretta attraverso le nostre emittenti e i mezzi di comunicazione sociale. Il terremoto coronavirus è per il Patriarca di Venezia un campanello d'allarme suonato a livello mondiale. Le modalità con cui finora si sono prese le decisioni da parte della politica non pongono al centro né la persona né i popoli, ma altri interessi, anche se la retorica su tali temi non manca. Vi sono infatti élite che hanno la forza ad orientare la finanza, l'economia, l'informazione e la politica attraverso uomini e donne da loro creati. Così talvolta nella politica possiamo trovare persone di poca esperienza e competenza, soggetti fragili e manovrabili. Altro grave rischio è poi l'antipolitica, con la deriva populista. La politica invece è questione delicata e seria e per il cristiano è addirittura atto di alta carità. Ad ascoltare Monsignor Moraglia, il sindaco Luigi Brugnaro, il prefetto Vittorio Zappalorto e il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin. Alla nostra amata Italia l'augurio di una rinascita oggi come quella di cui i nostri padri furono i protagonisti. E poi c'è la festa della liberazione, ma ne parleremo fra pochissimo perché possiamo adesso mostrarvi il servizio con il governatore Zaia questa mattina e quindi la sintesi delle novità insomma, di oggi da Marghera. Ma non si dica che qua c'è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze volevo dire una parolaccia ma non la posso dire a quest'ora, che firma ordinanze alla Carlona. Le ordinanze sono tutte in scia e rispettose di DPCM. Il Veneto non si inventa nuove aperture rispetto al governo. Il presidente Zaia ripercorre in conferenza stampa la cronologia dei DPCM per chiarire di non star facendo né torti né favori a questa o quella categoria. Questi non sono passi in avanti o salti in avanti della regione rispetto a... Noi siamo allineati e coperti con quello che prevede la legge. Abbiamo sicuramente cercato di fare un allineamento rispetto ad alcuni dati, adesso vi farò vedere. La Regione Veneto non si è inventata nuove aperture. Occorre essere responsabili, continua Zaia, chiedendo la collaborazione di tutti, fondamentale per continuare a veder scendere i numeri, anche dei decessi che restano elevati. Una flessione la si vedrà, dice, non prima di metà maggio. Presidente che dirama una circolare esplicativa sulla vendita di alimentari per asporto e ripete più volte cos'è concesso fare. Per essere chiari, si esce da soli per andare ad acquistare, lo si fa solo ed esclusivamente con la prenotazione online o telefonica, si ritira il cibo, la derrata alimentare in generale, gelato, pizza, quello che vi viene in mente di acquistabile, pasticceria, si va a consumare a casa. E tutto questo a scanso di equivoci esclusivamente entro i confini del proprio comune. Può invece spostarsi in un altro comune chi debba andare a far visita in cimitero a un parente stretto, come può essere un coniuge o un figlio. Si tiene conto ovviamente del rapporto tra la persona e il defunto tragicamente scomparso e quindi uno spostamento anche al di fuori del comune, se c'è un legame particolarmente intenso, è giustificata. Sulle riaperture non può essere un parametro quello del numero di casi positivi che il governo potrebbe tenere in considerazione regione per regione. Se lo si fa in base ai positivi, in generale, bisogna fare il rapporto ai tamponi. Cioè non è che tu puoi prendere il numero assoluto dei 17.000 del Veneto e confrontarlo con i 4.500 della Campania. Sono due paragoni che non puoi fare perché noi abbiamo fatto 6 volte tanto i tamponi della Campania. Quanto infine alle risorse economiche, l'emergenza coronavirus sta costando al bilancio della regione ben oltre i 100 milioni di euro. Zaia esclude però di toccare le tasche dei cittadini. Non abbiamo in animo di applicare addizionali, per capirci. So che il Consiglio si sta ragionando su questo. Vi posso anche dire che l'addizionale, colpendo i redditi alti, dà un gettito, ho visto delle proiezioni di 20-25 milioni. Ne abbiamo raccolti 55 con le donazioni. Cioè è inutile che
che pensiamo di tassare i veneti se sappiamo che abbiamo una partita di finanziamenti che dovranno necessariamente arrivare? Nel frattempo emerge da un dato nazionale che sono 192.443 le aziende che ieri hanno presentato ai prefetti la richiesta di poter continuare a lavorare nonostante il lockdown, perché è funzionale alla filiera delle attività essenziali. E dai dati forniti dalle prefetture al Viminale emerge che il 55,8% delle richieste è arrivato da 3 regioni, Lombardia con il 23% e poi Veneto ed Emilia Romagna entrambe con il 16,4%, cioè le regioni più colpite. Le verifiche condotte fino al 24 aprile hanno riguardato 116.237 comunicazioni. Torniamo adesso a parlare allora del 25 aprile tra San Marco e la Festa della Liberazione. Sintetizza lo spirito di entrambe le festività il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che è anche candidato sindaco a Venezia, in un messaggio proprio ai veneziani. Abbiamo una lunga tradizione veneziana e l'attaccamento a San Marco che ci ha accompagnato per secoli nelle traversie, ma anche nelle capacità di reagire che ha avuto la città e la popolazione veneziana, da un lato, e dall'altro questa giornata della liberazione che ci ha consegnato la democrazia e la libertà. Sì, bisogna tenere uniti i significati di entrambe, sia dello spirito locale, di questa forza di guardare al futuro, e anche questi valori che ci sono stati consegnati. Ci servono molto in questo momento per guardare con un po' di fiducia e costruire un futuro in una situazione che davvero è molto difficile. Quindi credo che questa è una giornata in cui bisogna rincuorarsi guardando proprio ai nostri valori di fondo. Un messaggio di speranza in questa giornata importante per tutto il paese e doppiamente per i veneziani arriva dal candidato sindaco di centrosinistra Pierpaolo Baretta, che aggiunge: recuperare lo spirito classico della nostra città, imprenditività e solidarietà. Nella storia di Venezia Città d'Acqua, di Venezia Mestre, Terraferma, Marghera, ci sono queste due componenti, una grande capacità di imprenditività, di voglia di fare, di ricostruire, di ripartire, e contemporaneamente una grande solidarietà nel considerarsi comunità e nell'aiutarsi a vicenda. Con queste due caratteristiche noi ce la faremo. È stato evidentemente un 25 aprile particolare, una festa della liberazione particolare, molto vissuta ad esempio online o cerimonie ovviamente ridotte. Vediamo una carrellata veloce di questo 25 aprile con celebrazioni un po' in tutti i comuni, ad esempio nella zona del Bassanese, ma non solo. 25 aprile, festa della liberazione in ricorrenza quest'anno senza la partecipazione delle intere comunità, della gente che voleva ricordare un momento così importante per la storia del nostro paese. Oggi, 25 aprile 2020, è il coronavirus a dettare legge su abitudini e comportamenti. Ecco allora i sindaci che quasi in solitudine hanno deciso di non mancare all'evento con la tradizionale deposizione della corona d'alloro davanti ai diversi monumenti. La direttiva del resto era stata chiara, non solo distanze di sicurezza e protezioni personali, ma anche la possibilità della presenza di un solo rappresentante per associazione, con il proprio gonfalone a esprimere tutto l'affetto di chi avrebbe voluto esserci ma è dovuto rimanere a casa per la prima volta dopo tanti anni. Un momento toccante, ci hanno raccontato i diversi sindaci del comprensorio, mai vissuto così prima d'ora. Molte immagini sono state messe a disposizione della gente via social e massiccia è stata la partecipazione di tutti, con gli occhi puntati davanti ad uno schermo, ma come a dire, c'ero anch'io. E poi ad esempio l'inedita iniziativa di un gruppo di condomini del Lido di Venezia che hanno festeggiato l'anniversario della liberazione dai loro giardini di casa, passandosi il microfono per letture di testi e musica. Hanno festeggiato il 25 aprile, anniversario della liberazione, dai giardini delle loro case, passandosi un microfono per alternare musica e letture di testi. È l'esperienza messa in scena questa mattina da un gruppo di una decina di residenti del condominio Terra e Mare in via Simone Occhi al Lido di Venezia. L'iniziativa è cominciata con il dottor Mecichian, che ha diretto questa nostra cosa, e mia moglie Elena Pradella, che hanno pensato di ricordare il 25 aprile, non potendolo fare attraverso le manifestazioni che solitamente frequentavamo negli anni passati, coinvolgendo
gli abitanti di questo nostro condominio. Nel pieno rispetto delle restrizioni e delle attenzioni sanitarie, la performance è andata in scena. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa stazione del partigiano, quanto per la libertà. Data fondamentale per il nostro paese. E così è nata l'idea, in questi pochi ultimi giorni abbiamo raccolto i testi, Giovanni, che è il nostro regista, ha collezionato le musiche e ci siamo distribuiti i testi. La splendida giornata di sole e il suggestivo richiamo della spiaggia davanti ai Murazzi e al mare hanno completato l'opera. Una manifestazione degna, diciamo, di una comunità come la nostra, che vive in questa città, in questo paese, e che vuole continuare a vivere in questa città, in questo paese, in maniera libera. Oggi 25 aprile c'è stato anche un blitz di Forza Nuova a Venezia, proprio nel giorno della festa di San Marco. 2 passi dalla Basilica i militanti del movimento hanno appeso dei manichini rigorosamente con guanti e mascherine per protestare contro la dittatura sanitaria, quella che chiamano dittatura sanitaria. È in corso una dittatura che opprime, umilia e impoverisce gli italiani, dice la nota di Forza Nuova. Dovremmo avere anche le immagini dei manichini, vediamo se ce le abbiamo. Dice Fiore, leader di Forza Nuova: dobbiamo dire basta, riprenderci le nostre libertà costituzionali ad oggi calpestate e il nostro lavoro. Questo per quanto riguarda il blitz di Forza Nuova proprio nel giorno del 25 aprile. Allora, la pubblicità e poi torniamo subito in diretta. Di nuovo in diretta per tornare a parlare dell'ordinanza regionale e la riapertura dei cimiteri suggerita dalla Regione appunto con l'ordinanza di ieri. Riapertura che comunque, e lo aveva già sottolineato il sindaco, è spettata ai sindaci. Qualcuno ha aperto già oggi, altri invece nelle prossime ore. Vediamo allora come è andata. Dopo l'ordinanza di ieri pomeriggio, poiché appunto la pubblicazione dell'ordinanza è avvenuta all'incirca alle 17 di ieri, venerdì 24 aprile, non abbiamo potuto procedere alla cosiddetta ordinanza di revoca, perché non dimentichiamo che i cimiteri in questo momento sono chiusi per ordinanza del sindaco. L'ordinanza a sorpresa di Zaia è stata tale per molti primi cittadini che non hanno avuto il tempo o il modo di attuarla. Non in tutta la Marche infatti i cimiteri sono ancora aperti dopo l'invito del governatore. È il caso per esempio di Silea, dove si riaprirà lunedì, sul banco degli imputati lo scarso preavviso. Se avessimo avuto almeno, dico io, 3-4 ore di preavviso sull'intenzione di poter riaprire i cimiteri, tutti avremmo potuto riaprire effettuando le ordinanze in maniera corretta e avvertendo poi le aziende di gestione dei servizi cimiteriali. Camposanti aperti invece a Treviso capoluogo, dove lo stesso primo cittadino non nega qualche difetto di comunicazione tra livelli istituzionali, pur condividendo i contenuti del provvedimento. Anche se magari è mancata un po' di comunicazione, però l'importante è dare questo segnale di riapertura a partire dai mercati qualche settimana fa, oggi i cimiteri, che era tra l'altro uno di quei luoghi tanto desiderati dai nostri cittadini che comunque volevano e sentivano il bisogno di andare a riabbracciare i propri cari. E il sindaco così si rivolge ai concittadini. Io mi scuso se i cimiteri magari non sono in condizioni assolutamente perfette. In questa settimana, nella prossima settimana faremo le manutenzioni e le pulizie, perché sono stati chiusi sia per i nostri cittadini ma anche per le ditte di manutenzione. Restiamo nel Trevigiano per parlare invece di una lettera che è arrivata in redazione ed è un grazie attraverso di noi ai medici trevigiani. Lo ha scritto la figlia di un paziente guarito, uscito dall'incubo del coronavirus. Le porte del reparto di pneumologia si aprono e finalmente dopo 33 giorni rivedo mio padre in fondo a quel corridoio, seduto su una sedia a rotelle e circondato da 3 infermiere che parlano con lui. Io lo aspetto e mentre lo accompagno verso le porte d'uscita a metà corridoio parte quell'applauso che riecheggia ancora oggi nelle mie orecchie.
un passaggio di una lettera arrivata alla redazione di Antenna 3 a scrivere Marzia con le sorelle, e le loro parole sono di ringraziamento per le informazioni ricevute dai nostri notiziari, ma soprattutto nei confronti di medici e infermieri dell'ospedale Cafoncello. Dico loro, cioè, che si sono presi cura del padre Lello, ricoverato la sera dell'11 marzo perché positivo al Covid-19. Un mostro, come scrivono le figlie, che ha cambiato, rovinato, tolto la vita a troppe persone, ma non al loro papà, che ha combattuto e vinto il virus. Una sfida impossibile da superare senza l'aiuto di quelli che lui, il papà, continua la lettera, chiamava e continua a chiamare semplicemente angeli. I suoi angeli sono stati tutti i dottori, gli infermieri, gli operatori dei reparti di medicina d'urgenza, terapia intensiva e pneumologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Sono stati giorni infernali che hanno segnato lui come molti altri pazienti per sempre. Lui ha rivisto il sole ed ha potuto nuovamente respirare l'aria della sua terra da solo, senza un respiratore, sabato 11 aprile. Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare, scrivono le figlie citando Madre Teresa di Calcutta. Con questa lettera concludono: papà, mamma e noi figlie volevamo ringraziare tutti voi per esserci stati sempre vicini, per avere avuto sempre una buona parola e dato tanto amore nel fare il vostro lavoro ogni giorno. E con questo servizio si chiude l'edizione del Veneto, qualche istante di pubblicità e poi il telegiornale di Venezia. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre presente, ma nella giornata di domenica 26 aprile anche con una maggiore variabilità. Vediamo in quali settori. Sul Veneto avremo occasionali acquazzoni, vedete sui rilievi, solo in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Sul resto del territorio regionale invece si manterrà più asciutto e generalmente soleggiato. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi stazionari compresi invece tra i 19 e i 25 gradi. Ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, ma anche qui non si escludono dei piovaschi sui monti, tuttavia andrà meglio in serata. Temperature minime fino a 14 gradi, massime tra 20 e 22 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, avremo una spiccata instabilità con qualche pioggia, vedete, alternata a pause maggiormente asciutte. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime invece fino a 22 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.